Si aprono le porte della Lega Calcio 8 anche per la Bacci Immobiliare Football 8, che nella prima giornata aveva riposato nel rispetto del regolamento della nuova Lega a 11 squadre. Dopo le tante vicissitudini estive, alla fine hanno portato alla fusione tra la Bacci Immobiliare e la Football 8 Roma Nord, è nata la nuova creatura di Bonfiglio e Company, la Bacci Immobiliare Football 8 appunto. Da stasera si comincerà a fare tremendamente sul serio, è finito il tempo delle manovre dirigenziali, sta iniziando quello dei verdetti sul campo, dove tra poco i nuovi nascituri dovranno vedersela con la sorprendente squadra giallorossa di Ferretti, caricata a pallettoni dopo il successo nel derby della prima giornata. Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner, dal Green Club di Roma va in scena la seconda giornata di Serie A, Roma Calcio 8 contro Bacci Immobiliare Football 8. Come vedete amici di Fanner, quindi le due formazioni già sono posizionate sul terreno del gioco, stanno facendo gli ultimi preparativi pre-gara e quindi ripetiamo che si sta per giocare la seconda giornata della Lega Calcio 8, la Serie A, dove è la prima per i ragazzi in maglia viola, stasera calzoncino bianco e calzettone altrettanto bianco i ragazzi della Bacci Immobiliare Football 8, e dall'altra parte rispondono con un completo grigio e nero quelli della Roma Green Club. È davvero quasi tutto pronto, si attende soltanto il fischio dell'arbitro, è da sinistra verso destra che attaccheranno i ragazzi in maglia viola della Bacci, dall'altra parte rispondono chiaramente quelli della Roma Green Club. Durante la prima partita, durante la prima giornata, sono stati 3 i punti conquistati dalla Roma, che ha vinto il derby contro la SS Lazio Calcio 8, in una partita molto bella, spumeggiante, giocata bene da entrambe le formazioni, la ricordiamo bene quella gara, l'abbiamo vista anche noi. Ed è stata comunque una partita che alla fine la Roma è riuscita a fare sua. Eccolo il fischio finalmente del direttore di gara con il primo pallone della gara che comincia a girare. È la Roma Green Club in possesso del pallone, ripetiamo, da destra verso sinistra. I ragazzi di Ferretti che provano subito un lancio dentro. Intercettato il pallone dalla retroguardia della Bacci Football 8, che ricomincia lavorando dal proprio pacchetto arretrato, un pallone rischioso, sanguinoso, comunque mantenuto in possesso dei ragazzi di Bonfiglio, che ripartono da dietro, fanno girare bene la palla e adesso sulla fascia ripartono con Cosimi che sterza, poi con il mancino va in mezzo al campo, servito il numero 8 che allarga ancora a sua volta a sinistra, un'occhiata in fondo, parte subito il lungo rilancio a cercare a trovare Moretti che con il tacco mantiene il pallone in campo, poi con la scivolata, la palla ancora servita a quelli della Bacci però, è il pallone che termina al lato della porta, alla destra della porta difesa da Manuel Opara, per il primo sterile attacco della gara. Partita iniziata da appena 2 minuti e adesso è di nuovo la Roma in possesso del pallone, lungo il versante sinistro. Il tiro rimpallato, il pallone che torna tra i piedi del numero 2 Oliva, che ricomincia dietro dall'ultimo uomo. Si guarda attorno, spazio per portare il pallone, lo fa finché può, poi con il sinistro serve il compagno vicino che cerca la profondità. Pallone intercettato e comodamente finito tra le braccia sicure di Molonne, che ha rimesso in gioco i suoi, che con calma fanno girare la palla nel proprio pacchetto arretrato. Cosimi riceve adesso, la ferma con il piede destro, con lo stesso piede serve il compagno vicino di reparto, che gira dall'altra parte. Ragiona la Bacci, il pallone è dentro, ancora Moretti, la profondità, l'imbeccata, il tiro, ancora, si distende Opara, blocca facilmente il pallone, rimette in gioco i suoi con le mani. Adesso è la Roma Green Club che ci prova lungo il versante destro del campo, girata la palla ancora una volta dall'altra parte. Squadre che si studiano in queste prime fasi del match. Adesso è la Roma ancora che prova a venire fuori in qualche modo, il pallone è scodellato dall'altra parte, interviene Cosimi, cerca Moretti che me la mette giù con il petto, molto bene, intanto è partito il numero 11 che si allarga, decide di andare da solo Moretti, il tiro respinto e sarà il primo calcio d'angolo del match. Ha toccato bene il difensore della Roma che adesso si va a posizionare. Sarà quindi calcio d'angolo per la Bacci, il primo della gara.
alla sinistra, che verrà battuto dalla sinistra di Manuel Opara. Vediamo la traiettoria, al centro dell'area di rigore, per nessuno se non per il difensore della Roma Green Club che l'ha appoggiata al suo portiere, che ha rimesso in gioco i suoi. Si riparte lungo il versante destro, la Roma con il mancino a cercare la profondità, in questo caso pallone per nessuno, e pallone che termina lentamente oltre la linea bianca la rimessa dal fondo. Si ripartirà quindi con il rinvio di Molon che la tocca semplicemente bassa per Cosimi. Serve ancora Eusepi, fa partire un lungo rilancio col sinistro, ancora il pallone toccato dalla testa di Moretti che ha fatto sponda, riceve ancora la palla vicino alla linea bianca, poi un tiro ancora una volta respinto, sarà calcio d'angolo, il secondo da quella posizione. Sta crescendo la Bacci, alla battuta Vallanzi con il numero 10, batte questa volta basso e corto, arriva sul pallone il numero 8, sembrerebbe ancora esserci una deviazione, è così, si va a riprendere il pallone Lanzi e si appresterà a battere il terzo corner del match, tutti quanti a favore della Bacci Immobiliare Football 8. Sentite già Ferretti in panchina sbraitarsi, il pallone ancora una volta basso, torna ancora tra i piedi di Lanzi che dà un'occhiata dentro, forte, con violenza in mezzo, arriva il pallone a Cosimi, palo e poi sulla respinta non trova la porta l'attaccante, si rimane sullo 0-0 ma davvero di un pelo, vicinissimo al vantaggio la squadra della Bacci Football 8. Si è ripreso già a giocare con il comparto difensivo della Roma Green Club che se l'è vista davvero brutta. Adesso c'è il tocco di Euciobi che riparte da dietro sul numero 5 che col mancino la allarga. Il pallone adesso è fatto girare bene dai ragazzi in maglia grigia della Roma. Molon con le mani, la tocca Eusepi, già ha toccato una quantità innumerevole di palloni, va sul compagno vicino, Eusepi allarga dall'altra parte dove cerca di trovare lo sbocco giusto la squadra della Bacci che comunque è partita molto bene, ricordiamo in questa prima giornata per loro, dal momento che quest'anno la Lega Calcio 8, perlomeno la Serie A, vede una partecipazione di 11 squadre, a testa una ogni settimana riposerà e la settimana scorsa era stato il caso proprio della Bacci Football 8. Assenze importanti ricordiamo anche tra le file della Roma Green Club invece che deve fare a meno del suo pupillo, del suo gioiello Seferi, infortunato e che non può prendere parte a queste partite, queste prime partite di stagione. Si riprende con questo calcio di punizione, battuto, il pallone in mezzo, vede la porta, prova a cercarla, il pallone che finisce alto sulla rete di fondo e Opara con le mani che rimette in gioco i suoi, c'è spazio per provare a costruire qualcosa, tentativo di trovare la profondità sempre sulla fascia destra, ancora il tocco veloce, ma scambiano bene adesso i ragazzi della Roma Green Club, allargato dall'altra parte il pallone e controllato. Si gira ancora, tutto dall'altra parte, un duello in mezzo al campo con la conclusione controllata da Molon. Pallone che è terminato alla sua destra, ma c'è stato anche quindi il primo sussulto della Roma Green Club, partita che diventa sempre più piacevole. 0-0 al 7° minuto di gioco. Ed è di nuovo la Bacci Football 8 in possesso del pallone, cercano la profondità, trovato Moretti che copre bene il pallone. Si ritorna dalle parti di Molon che lancia così e così. Si combatte adesso lungo la linea bianca dell'out di sinistra, battuto il susseguente fallo laterale. Era Roma che prova a distendersi, l'imbeccata, cerca la profondità, poi c'è un appoggio sbagliato da parte di quelli della Roma. Tenta di uscire dalla propria metà campo, la Bacci, il pallone che non esce, una partita che diventa sempre più bella. Ciopi ci prova, fermato, e riparte la Bacci con velocità. Si ricomincia da Eusepi, che alza la testa, porta il pallone finché gli è possibile, lo tocca dall'altra parte, sul compagno smarcato sul settore di sinistra, il cross, con la testa allontanato questo tentativo di pescare Moretti. E quindi la Bacci che può usufruire di questo fallo laterale, rimanere nella metà campo avversaria, lo batterà Eusepi, eccolo inquadrato il numero 2. 9 minuti primi, si riprende con la battuta di questo fallo laterale. Si riparte dalle retrovie, con addirittura il tentativo di conclusione, respinto e poi allontanato dalla retroguardia dei ragazzi della Roma, che adesso stanno soffrendo un po'. Qui c'è un pallone controllato male da parte del giocatore Trincia, con lo stesso che è terminato fuori dalla linea bianca dell'out. Nel frattempo è stato chiesto il primo time out da parte della formazione in maglia viola.
vedete i ragazzi che si avvicinano alle proprie rispettive panchine, subito qualche dritta da parte di Loi e di Ferretti. Quindi è già tempo di time out, subito qualcosina da vedere, vedete sbracciarsi, spiegare qualcosa ai suoi ragazzi, Ferretti concentrato, serata particolarmente umida e approfittiamo per ricordarvi che alle nostre spalle c'è anche un discreto pubblico sulle tribune di questo stadio costruito da poco e perfetto, chiaramente sintetico di ultima generazione, e una tribuna, come stavamo dicendo, piuttosto ampia, specialmente se stiamo parlando, considerando che si tratta di un campo di calcio a 8, una tribuna che può ospitare addirittura 250 spettatori e non 160 come avevamo detto l'altra volta. Sono 250 i posti a sedere per i ragazzi qui del Green Club Roma Nord. Si riparte quindi con la battuta di questo fallo laterale. Nelle retrovie la Roma cerca di ripartire. Il tocco sul settore di destra, a testa alta, c'è spazio, si ragiona col reparto difensivo della Roma, prova a organizzare una manovra. Non è facile perché si chiude bene la squadra della Bacci, che ha respinto questo ennesimo assalto, poi prova a partire il contropiede dei ragazzi del Football 8. Ancora si combatte in quella zona di campo, adesso in un fazzoletto, forse un fallo, però l'arbitro ha premiato il possesso del pallone mantenuto dal giocatore numero 7 che continua a combattere. Si trattava di Tombesi, che adesso cerca l'apertura sulla destra, è buono per ripartire questo tentativo Trincia di prima, il cross è dentro e per poco una deviazione non andava a mettere in seria difficoltà Manuel Opara, che si allunga, la tocca in angolo, e ancora da quella parte il quarto angolo del match. Trincia lascia la battuta all'Ansi, che va a posizionarsi sul pallone, un'occhiata dentro, probabilmente a uscire, è così sul secondo palo, pallone però per nessuno se non per un avversario che ha spazio per ripartire adesso sul settore destro del campo, c'è campo libero e l'intervento del difensore della Bacci Football 8, pallone che però è rimasto in campo, c'è un tentativo di cross basso, la palla che attraversa tutta l'area di rigore per poi terminare in fallo laterale dall'altra parte, ancora un brivido però, si rimane su un sostanziale equilibrio fino adesso visto in campo, era partita all'arrembaggio la squadra della Bacci Immobiliare Football 8, poi era cresciuta la Roma e adesso si viaggia su binari di sostanziale equilibrio. Ci riprovano ancora però i giallorossi, questa sera in maglia grigia a dirla tutta, il tocco a cercare la profondità, l'area di rigore, chiuso fra due giocatori, l'esterno, adesso servito, il cross morbido e il colpo, niente male di Ciobì, interviene Molon. Siamo al 12° minuto del primo tempo, partita che rimane piacevole e godibile. Fallo in giro, fallo in giro. Eusebi l'ha toccata, ricevuto ancora, guarda il movimento dall'altra parte, poi si decide di tornare ancora nel reparto offensivo, un cross questa volta davvero lungo per nessuno, se non per le braccia di Opara, che adesso si guarda intorno e con le mani serve il compagno vicino, si muove Trincia, che adesso sale, va incontro il giocatore. Roma che cerca sempre i suoi spunti da quella parte, un appoggio adesso completamente sbagliato, può distendersi la squadra della Bacci Immobiliare Football 8. È rientrata bene la Roma però, il pallone allargato sul numero 2, Cosimi, da solo a tu per tu, si libera di un avversario, ancora Cosimi, messo giù e c'è il fallo sanzionato qui dal direttore di gara, il primo della gara. Sembrava proprio esserci sinceramente, stava andando verso la porta il giocatore con la maglia numero 2, Cosimi, toccato, calcio di punizione. La posizione è anche molto interessante da lì, sappiamo benissimo tutti quanti, abbiamo imparato a temere i giocatori di questo sport che sono dotati di ottimi tiri e su un campo così piccolo può sempre succedere qualcosa.
Sul punto di battuta ci sono due giocatori della Bacci Footballate, si tratta di Ferretti e del compagno vicino Lanzi, che sembrerebbe proprio intenzionato a toccare la palla per il suo compagno, che ha già preso la rincorsa. Il tocco proprio per lui. Ferretti, il tiro di sinistro! La gran risposta di Opara, che ancora mette fuori. È stato un tiro potente, violento, forse leggermente troppo centrale, però era attento Opara. E l'ha alzata sopra la traversa, ancora calcio d'angolo, ancora da quella parte. Battuta ancora da Trincia, ad uscire, basso ancora Ferretti. Prova, allarga troppo però con il piede sinistro, il pallone che è terminato al lato destro della porta, difesa da Manuel Opara. Si rimane sullo 0-0 al primo quarto d'ora, superato in questo istante di gioco. È ripartita la Roma, ancora dalla parte destra del campo, poi il tocco in mezzo. Pallone toccato adesso su Oliva, che si accentra, poi lo tocca sull'altro lato del campo, dove ci prova la Roma a costruire e inventare qualcosa. Non è facile, è tutta adesso asserragliata nella propria metà campo, la squadra della Bacci Footballate. Il pallone col mancino girato dall'altra parte, alla caccia di questo c'era andato Ciobi, non era facile recuperarlo, lo recupera in un secondo momento Oliva, che lo tocca. Adesso la Roma fa girare bene il pallone. Sempre da quel versante arrivano i maggiori squilli d'allarme da parte dei ragazzi di Ferretti. Bravo Cosimi con la testa a allontanare questo pallone. Sarà un fallo laterale che rimetterà in gioco i giallorossi. Oliva lo batte al compagno arretrato che mette giù con il mancino, lo controlla, lo gira ancora dall'altra parte, riparte la Roma da destra, ancora una volta, sempre di lì. Forse una manovra un po' prevedibile. Eccolo Macri, autore di una doppietta nella prima gara, ricorderete, contro la Lazio. Il pallone a cercare adesso la profondità, toccato, voleva il fallo l'attaccante, sì, l'ha ottenuto. Rossini era stato contrastato irregolarmente secondo il direttore di gara, sa calcio di punizione. Rimane lo stesso Rossini vicino al punto di battuta, vicino a lui c'è Ciobi. Vediamo come Molon andrà a disporre la sua barriera adesso. Nel frattempo c'è il direttore di gara che conta i passi, fa rispettare al meglio la distanza per la barriera. Quindi Rossini e Ciobi sul pallone. Poco distante c'è anche Oliva. E adesso anche Pisapia con il numero 3, lo vedete, forse quello più intenzionato ad andare a calciare verso la porta. C'è la rincorsa, parte quindi il numero 3 che la tocca, Rossetti, il tiro e la palla che si insacca nella rete dopo una deviazione sfortunata di Cosimi. La sblocca quindi la Roma calcio 8 al 17° minuto di gioco, 1-0. Autore del gol Rossini e non Rossetti, scusate l'errore, segnato quindi Rossini, 1-0 per la Roma. Vediamo se saprà subito reagire la squadra di Bonfigli. Il pallone subito in fondo a cercare la profondità per gli attaccanti. Si riparte da dietro, c'è spazio. Numero 8 che alza la testa, serve Moretti che se la sistema, prova la conclusione, respinta dal corpo del giocatore della Roma. Riparte Ciopi, c'è spazio, la tocca al compagno vicino. Buona qui la partenza, c'era forse un tocco. L'arbitro ha lasciato continuare per il vantaggio. Il pallone è stato respinto e può approfittarne ancora con un sussulto in contropiede. La squadra della Bacci, pallone allargato perfettamente, controllato non troppo bene qui da Moretti, però che riesce a guadagnare un ottimo calcio d'angolo ancora da quella parte. Moretti, lui alla battuta, guarda dentro l'area di rigore, il cross forse troppo lungo, no, pesca però il mancino del compagno che chiude troppo l'angolo del tiro, il pallone che termina addirittura in fallo laterale dall'altra parte. Ci ha provato subito a reagire la squadra della Bacci Footballate, quindi la partita quindi che diventa sempre più interessante dopo che la Roma l'ha sbloccata pochi minuti fa. Ciopi ha spazio per provare a inventare qualcosa in mezzo al campo, decide di andare da solo, il tiro è respinto. Si può distendere quindi sul campo di nuovo la Bacci Footballate, toccato qui, forse c'era qualcosina. E invece si riprenderà semplicemente con una rimessa laterale da parte della Roma calcio 8. La sta per battere il numero 2, si tratta di Oliva, un'occhiatina intorno e va in mezzo al terreno di gioco, dove c'è Rossini, l'autore del gol che si gira subito e riprova ancora a cercare il bersaglio grosso, per poco non lo trova. Si rimane sull'1-0.
partita che diventa sempre più viva, interessante adesso, intensa. Ci riprovano quelli della Bacci lungo il versante di sinistro, provavano l'imbeccata qui a cercare Moretti. Pallone leggermente troppo lungo però, quindi ancora Oliva dall'altro lato del campo. Con estrema calma adesso la tocca al compagno di reparto, che si guarda attorno, va lungo il versante destro col mancino. Buono adesso il palleggio della Roma, ancora Oliva. La finta con il corpo, poi parte Macri, autore anche stasera di una buona gara. Poi qui c'è un pallone per nessuno, se non per Molon, che senza pensarci su 2 volte la tocca, bassa con le mani, ha rimesso in gioco i suoi. 20 minuti primi, 1-0 per la Roma, un tocco ancora, laterale, pallone che si era fermato vicino alla linea bianca. Cerca di venire ancora avanti la squadra della Bacci, fermata questa volta irregolarmente, sarà calcio di punizione. Para che cerca di indirizzare al meglio i suoi per la battuta di questo calcio di punizione, il tiro un po' sterile, respinto. Macri, il tocco, ancora a cercare la profondità, capisce tutto però il difensore della Bacci Football 8 che se la posiziona voleva forse mettersela sul sinistro per provare il tiro che viene poi invece scagliato da parte di Eusebi. Alto, ancora una volta. Chiede velocità in campo il terzino destro Cosimi. E ha ragione, perché i suoi adesso non devono cercare prima possibile di arrivare al pareggio. Una sbloccata Rossini, ricordiamolo, pochi minuti fa per la Roma. Tentativo di andare in profondità, il controllo di petto di Rossini. Rossini che cerca ancora di essere servito da un compagno, non è facile, può distendersi la Bacci, il pallone in mezzo al campo. Si provano per vie centrali, Moretti, il tocco sotto ad aprire, era intelligente l'idea, non è andata a buon fine però. Pallone che rimane in possesso dei ragazzi in maglia viola però, che ricominciano da dietro, ragionano adesso, cercano di trovare lo spunto giusto, non è facile, è un errore in fase di appoggio, ne approfitta la Roma, attenzione, il tocco per Rossini che dà un'occhiata alla porta, prova la conclusione, il palo e poi la palla che si insacca per il raddoppio e per la doppietta personale di Rossini che fa 2-0 al 21esimo. E quindi la raddoppiata, la squadra della Roma, ancora con il suo attaccante più prolifico questa sera, doppietta per lui, Rossini, si riprende, Cosimi, il tocco, servito ancora Cosimi, un'occhiata alla porta, prova ancora il tiro, ne era uscito fuori davvero una bellissima conclusione, pallone ancora deviato dall'attento Para. Sarà ancora il calcio d'angolo a rimettere in gioco questo pallone, ci pensa Trincia, basso ad uscire, Cosimi arriva con il destro, la palla è stata respinta, è ancora però in fase d'attacco della squadra in maglia viola, ci prova ancora Moretti a servire Cosimi, il tiro è stato respinto, lo mette giù qui il giocatore della Roma che inconsciamente per poco non aveva servito Moretti, pallone che era terminato poi fuori. C'era stato comunque segnalato un calcio di punizione per la Bacci con Cosimi ancora che l'appoggia dietro, ancora a cercare Moretti il pallone, allontanato dalla retaguardia della Roma, il colpo di testa, Eusebi voleva fallo, non c'è però secondo il direttore di gara, l'azione personale questa volta che termina con un mancino poi non dei migliori, pallone alto. 0-2, quando siamo quasi allo scadere quindi della prima frazione di gioco, la doppietta di Rossini che per il momento mantiene il vantaggio della sua squadra. Cosimi si ritrova il pallone tra i piedi, serve il compagno vicino, si trattava di Eusebi, Moretti sta toccando tantissimi palloni, lo tocca rapidamente sulla sinistra, poi rimane fermo Moretti, voleva la chiusura di questo passaggio e il pallone che lentamente è rotolato oltre la linea bianca dell'out di destra, battuto il susseguente fallo laterale, riparte da dietro la Bacci, Ferretti,
chiedeva palla Cosimi, Ferretti decide di andare in mezzo, trova il petto di Moretti che con l'esterno del piede serve ancora dentro l'area di rigore il compagno che la tocca appena, pallone che termina blandamente oltre la linea bianca. Il fallo laterale è per la squadra della Roma, battuto. Trincia, il tocco dietro. Con estrema calma i difensori della Roma Green Club. Il tocco in mezzo. Macri si gira bene, si guarda attorno. C'è libero Oliva che nel tentativo di toccarla di prima la colpisce male e rimette in moto gli avversari. Moretti si fa sorpassare dal pallone che alla fine torna tra i piedi sicuri di Opara. L'ha toccata ancora per Oliva. Nel frattempo si è sganciato anche il numero 9 Succi che riceve in questo istante sotto la nostra postazione. Succi ha spazio per portarla, prova la conclusione, sbagliata, al lato. Si riprende a giocare, Eusebi, in mezzo al campo, ostacolato dal ritorno di Rossini. Riesce a servire il compagno, di prima adesso fa girare palla bene la squadra in maglia viola, la mette giù Cosimi, come sempre molto elegantemente. La tocca al compagno vicino. Ferretti, tocco a cercare la profondità con il sinistro. Riparte da dietro la squadra della Roma Green Club, in vantaggio per 2-0. Adesso tocca il pallone Oliva, ha servito il compagno. Una partita che rimane avvincente, non è facile per la Bacci trovare spazi. Il pallone adesso è servito bene sulla sinistra per Succi che era salito, poi nel momento di calciare verso la porta colpisce troppo sotto il pallone che si innalza e esce fuori dal campo addirittura. E nel frattempo è stato chiesto anche un altro time out. Noi ne approfittiamo per ricordarvi il parziale quando siamo ormai praticamente allo scadere della prima frazione di gioco. Sta conducendo per il doppio vantaggio la Roma Green Club, grazie alle due marcature messe a segno da Rossini, bravissimo in entrambe le occasioni. Bacci Immobiliare che ha provato a reagire sia dopo il primo gol sia dopo il secondo. Bacci Futbolette che cerca spesso e volentieri l'affondo con la speranza di pescare forse troppe volte il suo bomber più forte, Moretti. Non è facile perché la Roma chiude bene, riparte e ogni volta si rende molto pericolosa nel tentativo di andare a cercare la porta. Ecco di nuovo il fischio del direttore di gara che richiama in campo le due formazioni dopo la chiusura di questo time out. E si riprenderà a giocare quindi con Molon, con il pallone tra le mani, che andrà lungo per i suoi. In realtà va basso per il suo centrale, che adesso ha servito Cosimi, che la gira tutto dall'altra parte immediatamente. Poi sale Cosimi, eccolo sotto la nostra postazione, è passato in questo istante. Ferretti va lungo a cercare ancora una volta la testa di Moretti, trova solo le braccia di Opara. Attento, l'estremo difensore della Roma Green Club, che ha rimesso in gioco con le mani. Il pallone è lungo la fascia destra, poi si ritorna indietro con Succi che chiedeva palla. Nel tentativo di essere servito Succi, il pallone ha colpito un avversario ed era terminato il fallo laterale, battuto in questo istante. Se ne è incaricato Oliva che la tocca ancora per Succi, chiede ancora palla Oliva, Succi decide di mantenerla e non ha ragione questa volta perché è la Bacci ad approfittarne, può ripartire. Ancora uno spunto personale lì da quella parte del campo, messo giù, sarà calcio di punizione per la Bacci Immobiliare Futbolette al 28esimo minuto del primo tempo, 2-0 per la Roma in questa seconda giornata qui sul campo del Green Club. Sentite Ferretti sgolarsi adesso con i suoi per dirgli come muoversi su questo calcio di punizione che sta per essere battuto. C'è movimento in area di rigore. Moretti è proprio vicino al palo difeso da Opara. Fischio del direttore di gara, la battuta direttamente a cercare lo specchio della porta, respinta, ancora il pallone che torna sul battitore. E poi c'è ancora un intervento del direttore di gara, la palla praticamente era uscita fuori, l'ha sanzionato.
E quindi Opara ancora con le mani andrà a mettere in gioco i suoi, in realtà batte col piede sul compagno vicino, il lungo rilancio a scavalcare la metà campo, Succi si fa superare dal pallone, interviene però Oliva, bravissimo a mantenere il pallone in campo, c'è un buon duello lì con Cosimi, messo giù, calcio di punizione. No, non è così, il fischio era quello di chiusura della prima frazione di gioco, quindi primo tempo che si chiude sul parziale di 2-0 per la Bacci Immobiliare Football 8, grazie alla doppietta messa a segno dal suo miglior giocatore questa sera, ovvero Rossini. Ed eccoci ritrovati sul terreno di gioco del Green Club, amici di Fanner, da dove stiamo per raccontarvi il secondo tempo di questa partita, per il momento condotta dalla Bacci Immobiliare Football 8 per 2-0 grazie alla doppietta messa a segno durante la prima frazione di gioco da Rossettini. Partita che era iniziata in questo istante. 2-0 che comunque tiene aperto ancora il match, ricordiamo che è rimasta viva la squadra di Bonfiglio anche dopo la seconda marcatura subita. Ci hanno provato a venire sotto i ragazzi di Loi, non è facile perché la Roma si chiude molto bene e riparte altrettanto bene. Attenzione, adesso c'è il piazzato sul palo qui, la conclusione interessantissima del numero 7. Quindi riparte ancora la Roma, il tentativo adesso col mancino, ha rimpallato questa conclusione, il numero 10 che riparte, Lanzi, ferma la sua corsa, ricomincia da dietro, sul compagno arretrato, Ferretti che la tocca ancora avanti, per Eusepi che si gira, si guarda attorno e decide di andare lì, ancora su Lanzi, Lanzi la porta con il destro, poi invece col mancino serve largo Cosimi che fa partire un cross, basso, respinto, controlla il pallone Opara e poi l'allontana con il piede destro. Si ricomincia a 1000. Vedete il direttore di gara che fa rispettare al meglio il punto di battuta in questo istante, Sepi con l'esterno del piede. La Bacci ci riprova ancora per vie centrali. Possesso del pallone ancora di Lanzi che poi cerca il tentativo di girarla dall'altra parte, non è facile, ci sono moltissime magliette della Roma che riparte con Succi lungo la linea bianca a sinistra dell'out. Cerca e trova la profondità, il pallone allargato di prima, buona questa ennesima occasione della Roma e poi il pallone che sbatte addosso a Bolon, ritorna in campo, respinto, può distendersi quindi la Bacci che riparte in mezzo al campo con calma, forse troppa dal momento che devono recuperare 2 reti. Tombesi col sinistro cerca la profondità, trova solo Opara che si distende sul terreno di gioco, fa suo il pallone con sicurezza. Ma basso Para sul compagno vicino che la gira sul compagno di reparto, con calma viene avanti la Roma, si muovono i giocatori in maglia grigia sul terreno di gioco, ancora cercano subito la profondità, qui un'azione un po' confusionaria che finisce per favorire quelli della Bacci Football 8 che ci prova a ripartire tutte le volte, ma non è facile perché la Roma è organizzatissima e chiude subito ogni spazio. Eusepi, basso, la gira su Cosimi, che ferma il pallone, lo tocca ancora lungo il versante destro, una sorta di tiro cross, se l'era ritrovata quasi sul piede sinistro, qui Placido, se avesse toccato quel pallone sarebbero stati dolori, per fortuna della Roma non è stato così. Opara per Oliva, il lungo rilancio a scavalcare tutta la metà campo, in qualche modo il pallone che finisce sul petto di Succi, però c'è un intervento del direttore di gara, si ripartirà col calcio di punizione per la Bacci Football 8, sotto di 2 gol. È iniziato da poco il secondo tempo di questa entusiasmante gara che non ha visto una vera e propria supremazia di una delle due formazioni sull'altra, però fatto sta che è la Roma a condurre per 2-0 grazie alla doppietta di Rossini. Chiama a sé il giocatore, poi decide di andare a lungo qui il difensore della Bacci. Capisce tutto la retaguardia della Roma che spazza via questo pallone pulendo la propria metà campo. Si riprende con Molon che la tocca su Ferretti, ha spazio però la tocca subito per il compagno di reparto che tra 2 giocatori se la rischia un po', riesce a servire Cosimi sul lato destro del campo. Il tocco, prova a salire la squadra della Bacci Football 8, il tocco e c'era stato qui l'intervento del direttore di gara che aveva messo fine all'azione, pallone che si era insaccato però a gioco fermo.
Opara posiziona la sfera, chiama i movimenti dei suoi, si guarda attorno, va lungo a scavalcare il centrocampo. Opara, trovato il petto di un avversario, Tombesi che la tocca ancora, riceve ancora la palla, Tombesi questa volta alla larga a destra, Cosimi rischia un po', era stato subito aggredito dall'attaccante della Roma, il pallone che rimane in possesso dei ragazzi in maglia viola che la fanno girare, male però, pallone in fallo laterale proprio per la Roma. Proprio sotto la nostra postazione sta per essere battuto questo fallo laterale, c'è qualcosina da dire lì in mezzo al terreno di gioco. Ancora qualcosina da chiarire tra Cosimi e Rossini. Intanto viene battuto il fallo laterale, lungo, dall'altro lato del campo. Oliva, chiamato in causa, buono qui con la finta, si libera di un avversario, sbaglia poi l'appoggio, riparte Cosimi che ha chiarito quello che c'era da chiarire con l'avversario, è già in gioco. Territo se vedere un compagno, trovato, il tiro si distende facilmente Opara con il mancino e la mette in calcio d'angolo. Sentite sbraitare l'estremo difensore della Roma Green Club, calcio d'angolo che sta per essere battuto alla sua sinistra, pallone basso ad uscire, Cosimi, il tocco di prima, poi un pallone toccato malissimo qui, si riprenderà con il fallo laterale. Fallo che viene battuto, Roma tutta schierata nella propria metà campo, qui c'è un tocco sbagliato con il tacco da parte di Succi, e ancora quindi la squadra in maglia viola che ci prova, si combatte in un fazzoletto su quella porzione di campo, la perdono quelli della Bacci Furbolate e la Roma con calma da dietro può ripartire. Ancora Oliva, si avvicina a Semmacri, qui un tentativo di prima, non andato a buon fine da parte della Roma, che adesso soffre un po' forse, ed è anche normale che sia così perché la Bacci Furbolate che deve recuperare il match e per il momento si trova sotto di 2 reti, adesso provano ancora, un'altra sortita, il pallone allargato, pallone sul numero 11, tiro deviato a fin di palo, ancora un brivido per Opara che controlla la sfera che termina lentamente alla sua destra. Sentito Opara sgolarsi in area di rigore nel tentativo di mettere ordine, svetta qui la retroguardia della Roma che allontana il pallone, la conclusione di sinistro, respinge Opara, Cosimi se la ritrova ancora sul sinistro, anche lui, il tiro deviato, sarà ancora calcio d'angolo, sta salendo la Bacci però, forse meriterebbe anche qualcosina in più, battuto il corner, sistemato questo pallone, ancora una respinta. Qui è stata fortunata la squadra della Roma perché se questo pallone fosse finito in porta sarebbero stati dolori perché c'era Opara spiazzato. Ancora calcio d'angolo, viene battuto, corto ad uscire, Cosimi se la mette sul sinistro dopo aver fatto finta di concludere in porta. Poi lo stesso Cosimi batte, si riparte da dietro. Numero 8 Eusepi che la tocca, la finta qui del numero 7 che conclude, respinto, murato il suo tiro, fallo laterale. Partita che è diventata di nuovo accesissima. Qui capisce tutto il giocatore della Roma che può ripartire. Si libera di un avversario ancora, Macri la tocca col mancino dall'altra parte, pallone arretrato per nessuno, non ci pensa 2 volte a ripartire, la squadra della Bacci Immobiliare con contropiede, il pallone toccato, messo giù e calcio di punizione. Attenzione, c'è un po' di confusione e si accende una lite in mezzo al terreno di gioco, parte anche un cartellino giallo ai danni di Tombesi, se non andiamo errati. Nella mischia sembrerebbe essere indirizzato proprio a lui il cartellino da parte del direttore di gara. Beh, rivedendo l'azione c'erano stati 2 tocchi da segnalare dopo che era ripartita in contropiede la Bacci, stava andando a cercare la profondità e 2 tocchi, prima uno e poi l'altro, in rapida successione sulle gambe dei giocatori della Bacci. Fallo quindi che ci stava tutto e sanzionato giustamente dal direttore di gara. Ancora qualcosina da chiarire sul terreno di gioco, ancora qualche lamentela, ma è normale che sia così. Ci tengono le 2 formazioni a fare bene. Intanto c'è sul punto di battuta Lanzi per la Bacci Immobiliare Furbolate, una lunga rincorsa
Sono 3 gli uomini in barriera per la Roma Green Club. Sul punto di battuta c'è solo Lanzi, quindi sembrerebbe davvero intenzionato ad andare verso lo specchio della porta il giocatore in maglia viola. La rincorsa, la conclusione, respinta, vorrebbero il calcio di rigore quelle della Bacci, molte sono le lamentele qui, ma riparte la Roma, però non è stato segnalato nulla. Ancora un ottimo pallone rubato, la finta, sterza verso il centro del campo qui il giocatore della Bacci, poi finiscono col perderla ancora una volta, può scatenarsi in contropiede Sciopi, che ci prova ancora lungo il versante sinistro, prova a mettere dentro, capisce tutto la retroguardia della squadra in maglia viola, che riparte con un lungo traversone messo giù molto bene da Trincia, che controlla un ottimo pallone, serie di finte, fermato, pallone che rimane ancora tra i piedi della Bacci Footballate, che cercano l'area di rigore, un po' di confusione, c'è ancora un uomo a terra e alla fine c'è un'ammonizione, crediamo per proteste su Tombesi. E nel frattempo direttore di gara e diversi giocatori che si vanno a sincerare delle condizioni del giocatore a terra, ovvero di Trincia. Speriamo che non si sia fatto nulla di grave. Partita che chiaramente, dato il risultato ancora apertissimo, sta mano a mano diventando sempre più intensa e di conseguenza anche un po' cattiva forse. Roma che adesso soffre, abbiamo visto una Roma forse più ordinata, più organizzata, più arrembante durante la prima frazione di gioco. E si può ripartire. Per Trincia non era nulla di grave, si è rialzato, si riparte. Ma come hai fatto a non fischiare? Ancora il tentativo di cercare la profondità, il tocco, c'è spazio questa volta per provare a organizzare qualcosa, poi c'è un errore in fase di costruzione di gioco e la Roma rimanere in possesso del pallone. Buono lo scambio, chiusa la triangolazione, qui il cross subito a cercare il secondo palo. Era avanzato l'esterno di centrocampo, Ciopi. Ancora la Roma in possesso di palla. Si combatte in un fazzoletto. Adesso c'è un po' di confusione in mezzo al terreno di gioco. Prova a venire avanti la Bacci, l'apertura. Il pallone dietro, sale Tombesi, lo vedete adesso, il giocatore con la maglia numero 7, viene toccato il suo pallone, respinto e messo in fallo laterale. Quindi fallo laterale, battuto in questo istante. Eusebi la tocca al compagno vicino, che ci prova da lontano, alza il braccio e mette la palla in corner, ancora una volta Opara. Ha provato Ferretti, ancora dalla distanza, stanno provando molto da fuori. Nel frattempo è rientrato in campo proprio in questo istante Moretti, al suo posto è uscito il giocatore Placido. Anzi, ci è sembrato strano vedere Moretti fuori dal terreno di gioco per tutto questo tempo. Comunque adesso è rientrato e speriamo possa portare un grosso beneficio alla squadra di Loi. Nel frattempo siamo ancora fermi per un time out richiesto e ottenuto dalla squadra della Bacci Immobiliare Footballate. Finito il tempo del time out, stanno ritornando in campo le squadre, vedete già tutta la Bacci schierata nel centro del terreno di gioco. E adesso la Roma Green Club che va a riprendere le proprie posizioni davanti al suo portiere Opara. Si riprende con il 2-0 ancora, con cui sta conducendo la gara la Roma Green Club. Il lungo rilancio di Opara, scavalcare con le mani la metà campo, salta Succi con la testa.
Arriva poi Ferretti, l'allontana a sua volta con la testa, ancora un colpo di testa da parte di Moretti, che poi si fa vedere subito avanti. Non riesce a servirlo il compagno, che rimane però in possesso del pallone. Si gira, bene, si combatte in un fazzoletto, il pallone è messo oltre la linea bianca dell'auto, si ripartirà con un calcio di rinvio per la Roma Green Club, il vantaggio per 2-0. Sentito Para richiamare i suoi, tocca poi il pallone sul compagno vicino, parte Macri, ricordiamo autore di una grandissima prestazione contro la Lazio, ha siglato anche 2 reti. Eccolo adesso Macri in possesso del pallone, cercava il passaggio filtrante per Ciobi, non trovato, può ripartire Lambacci ancora fortunatamente con un rimpallo. La Roma si ritrova il pallone tra i piedi però e lo può gestire con estrema calma. Ancora un tocco in mezzo, si prova questa volta per vie centrali, il tocco di Succi, ancora Macri, il colpo sotto, sbagliato questa volta Ferretti. Si va a richiudere la squadra della Roma, adesso tutta nella propria metà campo. Moretti in possesso del pallone, a tu per tu con un avversario, serve poi un compagno, Eusepi, che ricomincia da dietro, tutta nella metà campo avversaria, la squadra della Bacci che prova anche la conclusione qui da fuori, respinta da Opara. Si rimane qui sulla tre quarti della Roma Green Club, con la Bacci che ci prova adesso a venire fuori, il pallone toccato, Ferretti col mancino, cerca e trova l'area di rigore e c'è il gol questa volta della Bacci, pescato al centro dell'area di rigore, l'attaccante che con un colpo facile di testa l'ha messa dentro per il 2-1 al 14esimo. Si è già ripreso a giocare, 2-1, gara quindi completamente riaperta, adesso bellissima. Opara va lungo con il destro, vuole allontanare il più possibile questo pallone, cercare di mettere in moto i suoi attaccanti. Ciobi è contrastato qui, già battuto il susseguente calcio di punizione, ancora la Bacci che adesso ci crede. 2-1 e la partita è apertissima, più bella che mai in questo istante. Eusepi ferma il pallone con il destro, poi con il mancino va dal compagno del reparto che cerca la profondità, trova però le gambe degli avversari che ripartono ancora da quella parte. Quasi tutti i pericoli arrivano da quella zona di campo adesso da parte della Bacci. Messo giù e calcio di punizione guadagnato. Può tornare a macinare gioco la squadra in maglia viola. Eusepi allarga ancora, Eusepi poi che si va a schierare nel tentativo di farsi ridare il pallone, l'ha ricevuto, l'ha toccato e prolungato e c'è il tap-in vincente! Indovinate un po' di chi? Di Moretti, che anche quest'anno ha cominciato sin da subito a fare quello che sa fare meglio, ovvero a siglare 2 pari. Da pochissimi istanti quindi il pareggio della Bacci Immobiliare Football Club, Football 8, pardon, una partita che è diventata bellissima, è ancora un gran Moretti che è ripartito in quinta, fermato con un calcio di punizione. Dicevamo quindi un Moretti che ha ricominciato a fare quello che sa fare meglio, che l'altro anno ha fatto tantissime volte, ovvero a buttarla dentro. Questa volta è stato facile il suo tap-in, però era stato bravissimo il bomber della Bacci Futboletta a farsi trovare in quella porzione di campo. Si riprende quindi con un calcio di punizione che sta per essere battuto, ancora dal numero 10 Lanzi. C'è Opara che sistema la barriera, è arrivato anche Succi adesso al rinforzo vicino al giocatore numero 7 Parroni, sono 2 ragazzi in barriera. La rincorsa del numero 10 che allarga dall'altra parte. La finta qui, è la Bacci che rimane sulla tre quarti avversaria, alla conclusione per poco un'altra deviazione qui, stavolta Opara attento. Roma che ha perso quindi il doppio vantaggio in questo secondo tempo, adesso deve provare a cercare di nuovo il modo di andare ad aggredire l'area di rigore avversaria. Ripartiti con Molon, dice ai suoi di scendere, Tombesi, lunghissimo col mancino, Opara, pallone tra le sue braccia con calma, rimesso in gioco, forse Roma in un secondo tempo che è davvero crollata, c'è un passaggio dentro, ancora a cercare Moretti che riesce a concludere e a buttarla dentro per il vantaggio incredibile al 20° della Bacci, ancora la doppietta di Moretti.
E quindi è totalmente capovolto il risultato, ragazzi. In questo secondo tempo la Bacci è venuta fuori con tutta la sua forza e ha trovato il terzo gol. Moretti appena rientrato in campo l'ha buttata dentro 2 volte. Vediamo se ci sarà subito la reazione dei giallorossi. Adesso sotto di una rete, non è facile, specialmente adesso che la squadra di Moretti e compagni ha trovato la calma del vantaggio. Calcio di punizione, assegnato ai giallorossi. Questa sera è maglia grigio-nera che ripartono, il pallone è allargato lungo la destra con il numero 24 che adesso si destreggia. Si trattava di Aurelio, ancora un pallone perso, ancora Moretti, la tocca con la suola del piede vicino al compagno, colpo di testa poi per controllare questo pallone. Dall'altra parte il numero 11 Trincia ancora combatte come un leone, poi alla fine gliela portano via, chiuso da 2 giocatori avversari. Moretti era andato a pressare, rimane lì sulla tre quarti avversaria, sempre pronto a colpire, a far male. Succi col mancino, Eusepi, ancora pescato Moretti che se l'è messa sul destro, tira e questa volta di un non nulla non trova il 4-2. Calcio d'angolo che sta per essere battuto, sta salendo per incaricarsi proprio della battuta Trincia. Tutti nell'area di rigore della Roma, adesso i giocatori della Bacci Furbolei. C'è un'ammonizione su Rossini, crediamo noi per protesta. L'arbitro addirittura aveva fermato il gioco, fa riperdere il calcio d'angolo, aveva fermato il gioco per andare ad ammonire questo giocatore. La battuta, Trincia, un'occhiata dentro sul secondo palo, la palla nel cuore dell'area di rigore, respinta di testa dalla retroguardia della Roma, che cerca di trovare il sussulto giusto, non ci riesce, un tiro dalla lunghissima distanza veramente che va a morire lontanissimo, fuori dalla recinzione del campo. Siamo al 21esimo minuto di gioco, 3-2 da poco per la Bacci Immobiliare. Moretti la tocca per Trincia che non riesce ad arrivare sul pallone. È la Roma che prova a ripartire allora. Ancora con Magri, ottima azione personale, qui si è distreggiato benissimo il giocatore numero 10, fermato con un fallo, guadagnato un calcio di punizione. Battuto, basso, a cercare l'attaccante, Rossini che si gira, vuole fallo e alla fine gli viene concesso, da posizione anche molto interessante. Ha cerchiato il direttore di gara, qualcosina da dire ancora con i ragazzi. Rossini ancora vuole spiegazioni e poi va finalmente a posizionare questo pallone sul punto di battuta. Sembrerebbe proprio lui l'incaricato alla battuta di questo calcio di punizione. Rossini sul punto di battuta, vicino c'è anche Macri, un altro giocatore dotato di piedi davvero raffinati. Molon ha sistemato la barriera, ne ha messi 4, tra cui il colosso Moretti. Il tiro alle stelle, si rimane ancora sul 3-2, quando i minuti cominciano a scarseggiare adesso per la Roma, che deve fare di tutto per tentare di riacciuffare questo pareggio. Non è facile adesso che la Bacci può condurre con il vantaggio di un gol. Ancora Trincia, cercato in profondità, messo giù. Vediamo cosa ha deciso il direttore di gara, che si avvicina. No, non ci sono cartellini, c'è un calcio di punizione dal limite. È stato battuto senza l'intervento dell'arbitro, qui non era valido, tutto da ripetere. Tempo che scorre, si continua a parlare.
forse ci siamo per la battuta di questo calcio di punizione, quindi proprio dal limite dell'area di rigore nel semicerchio dell'area posizionata adesso la sfera. Sul punto di battuta c'è il numero 10 Lanzi, il numero 8 Eusebio e non lontano anche Tombesi. Vediamo chi va. La rincorsa, la conclusione che alla fine termina in calcio d'angolo. Ancora Trincia alla battuta di questo ennesimo corner da quella parte. Batte morbido nel cuore dell'area, allontana la minaccia, la retroguardia dei giallorossi. Messo in fallo laterale il pallone, tutto dall'altra parte. E ancora Lanzi che va, batte. Il pallone ancora che rimbalza dentro l'area, poi viene allontanato in qualche maniera. La sfera che torna dalle parti di Molon, che l'allontana senza pensarci due volte dal momento che era stato aggredito da due giocatori della Roma. Il pallone che è tornato in possesso dei ragazzi in maglia viola che ripartono adesso con Trincia che si desteggia bene. Chiedono a Moretti di avvicinarsi, servito in questo istante. Moretti che è aggredito da due giocatori riesce a mantenere un gran possesso di palla e a servire ancora Trincia. Pallone toccato poi al compagno vicino, ancora cercato e non trovato questa volta Moretti, però viene fuori ancora Trincia, riparte molto bene la Bacci Football 8. Il lungo rilancio, si accascia questa volta Trincia, permette al pallone di raggiungere l'avversario. Roma Green Club che è partita, se proprio dobbiamo dirla tutta, comunque una Roma Green Club che è calata in questo secondo tempo, sia di intensità sia nel modo di condurre la manovra, le manovre che non sono mai state molto incisive in questa seconda frazione di gioco per i ragazzi di Ferretti. Con il petto Moretti, pallone che era rimasto in campo, adesso ancora si combatte in un fazzoletto. Poi c'è l'intervento del direttore di gara che ha segnalato un calcio di punizione per i ragazzi della Roma che possono provare uno degli ultimi assalti, battuto in questo istante. Macri, serve il compagno vicino, poi si fa vedere davanti, non viene servito di nuovo. Il pallone adesso è girato, Conti può toccarlo davanti, c'è il numero 24 che si desteggia molto bene, va da solo, si mette in proprio, la conclusione rimpallata, si lamenta, voleva ancora un calcio di punizione e invece la Bacci che può ripartire, lungo rilancio, hanno visto Para fuori dai pali, non era male questo tiro che termina per poco sopra la traversa. Ma va culo, va! A deficiente! Nel frattempo c'è si riparte con Macri in possesso del pallone che lo tocca al compagno di riparto Succi che può partire, rischia qualcosina, riesce a mantenerlo, poi gli viene acciaccato probabilmente un piede dal modo in cui zoppica, finisce col perderla quindi. E c'è proprio in questo istante il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match, alla fine finisce per 3-2 in favore dei ragazzi della Bacci Immobiliare Football 8 su quelli della Roma Calcio a 8, una partita rocambolesca, un risultato incredibile, conduceva, ricordiamo, per 2-0 la squadra di Ferretti che poi si è fatta rimontare e addirittura è andata sotto, tutto questo nel secondo tempo.